Partita delicatissima in chiave salvezza. Va in passivo la formazione padovana, poi c'è la conclusione e il gol con Salvaro, l'ottimo intervento da parte di Trajan, può andare in contropiede il Padova. Ancora Salvaro e questa volta Patavina. Kovtun per Santoro, Benabdallah, grande conclusione di Benabdallah che Tanic. Situazione di passivo per il Padova, può dare in contropiede il Leno, lo fa con la conclusione di Olena Kovtun, terzo gol personale. Ecco Kovtun, Benabdallah, il tiro ribattuto, ancora Salvaro che può andare in contropiede, il tiro parato da parte di Trajan, va in contropiede ma sui 6 metri e poi c'è il gol, malgrado mantenne a far girare la palla. Ambrosio per Kovtun che entra nell'ultimo quarto d'ora del match in vantaggio di 3 gol e di un giocatore in campo. Il gol di vantaggio ora sono 4 perché dall'ala fa ancora malissimo Salvaro. Kovtun che trova un gran tiro da fuori. Inti a 17 per il Padova. Tanic e l'ottimo passaggio per Engel che con poi la conclusione, Kovtun che non riesce a partire in contropiede, ma al 26-24 attenzione, momento importantissimo del match, parità numerica, 4 secondi al termine, l'intervento di Kovtun e poi il gol di Salvaro non è convalidato, finisce 21-21 con un incredibile finale